Coronavirus, il governatore Zaia, ULSS Veneto è preparate come in qualsiasi altro caso di epidemia. Intanto l'ambasciata italiana in Cina assicura che nessun italiano risulta contagiato e la studentessa di Ca' Foscari bloccata a Wuhan sta bene. Sanità, il Consiglio dei Ministri impugna 2 norme della legge regionale riguardanti i medici. L'ira di Palazzo Balbi, ricorreremo in tutte le sedi. Macabra scoperta questo pomeriggio a Vigonza. Alcuni operai che stavano effettuando dei lavori lungo il Brenta hanno ritrovato il corpo senza vita di una donna. Caso Samira, i carabinieri tornano a cercare il corpo, perlustrate stavolta le campagne di Carmignano Sant'Urbano. Intanto a Rovigo l'interrogatorio di convalida del marito. Era diventato il terrore dei veneziani, con minacce e violenze, armato di coltello. 30enne kosovaro individuato dalla polizia, ma è già libero. FAS e malattie cardiovascolari. Una ricerca dell'Università di Padova scopre il legame tra questi inquinanti chimici e i problemi di coagulazione del sangue. Da oggi è ufficialmente libero dopo 36 anni di carcere. Giampaolo Manca, l'ex doge della Mala del Brenta, si dice un uomo rinato e chiede scusa alle vittime. Ad aprile le riprese del film sulla sua storia. La cultura del Veneto in un sito accessibile a chiunque. Stamane è presentato all'M9 di Messa il portale web. Tutto il sapere della tradizione a portata di click. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In apertura dunque il coronavirus, perché anche in Veneto è massima allerta per questo virus che in Cina ha già mietuto molte vittime. Nel frattempo anche l'ambasciata italiana a Pechino rassicura sulle condizioni di salute della studentessa veneziana in quarantena, perché si trova proprio nell'epicentro asiatico dove si è sviluppata l'epidemia. È massima allerta anche in Veneto per il coronavirus, epidemia che dalla Cina, da dove si è diffusa, ha già causato 26 morti con 860 casi accertati e più di 1000 quelli sospetti. Noi siamo assolutamente col sistema allertato, questo è poco ma sicuro, come accade sempre in occasione di epidemie, di pandemie o di zoonosi che possono colpire il nostro paese. E nel frattempo l'ambasciata d'Italia a Pechino è in costante contatto con tutti i connazionali presenti a Wuhan, inclusa l'unica veneta tra le persone che le autorità cinesi stanno tenendo in quarantena appunto nella stessa città, epicentro della diffusione del coronavirus. La studentessa veneziana Petra Vidali, 24 anni, che nuovamente interpellata, conferma di stare bene. Anche in Veneto già attivata, secondo disposizioni ministeriali, la task force con il protocollo da seguire di fronte a casi sospetti che vanno segnalati immediatamente entro le 24 ore dalla rilevazione. Noi abbiamo già un team al lavoro, c'è da dire che la partita del virus è una partita ancora molto, molto da scandagliare e anche per certi aspetti anche ignota, visto e considerato che ancora non si conosce l'eziologia, non si capisce da dove è partito questo virus, o meglio qualcuno lo può immaginare. Massima allerta intanto nei punti più sensibili, ovvero gli aeroporti. Anche a Treviso si incontrano passeggeri che corrono ai ripari anche con l'uso delle mascherine. A livello di mascherine ci sono spesso passeggeri che le indossano. Negli ultimi giorni sì, abbiamo verificato che ce ne sono più in abbondanza, sicuramente. Sì, si vedono un po' di più e fanno effetto. Io sono diretto in Bulgaria, a Sofia. E abbiamo le mascherine nella zainetta, appena arriviamo lì le useremo. Non ci sono voli diretti con la Cina in aeroporto a Treviso, ma i viaggi internazionali non mancano e nemmeno i passeggeri orientali, come questa ragazza proveniente dall'estremo oriente. Sì, I'm from Singapore. È lei stessa a spiegarci come a Singapore le misure d'allerta siano elevate e di come sia arrivata a Treviso attraverso diversi scali. E a proposito di questo, da Save, la società degli aeroporti, chiariscono come i controlli sanitari vengano effettuati da protocollo di sicurezza solo in quelli collegati direttamente con la Cina. Voli diretti che non ci sono al Canova di Treviso, ma nemmeno al Marco Polo di Venezia, dove gli snodi di riferimento restano, tra gli altri, Zurigo, Dubai, Francoforte.
tra gli arrivi e le partenze, i nastri e i controlli di routine non c'è paura, piuttosto si parla di prevenzione. Sicuramente quello di lavarsi le mani e di fare attenzione al contatto ravvicinato con altre persone, soprattutto per la trasmissione, insomma, dal punto di vista respiratorio. Un po' di attenzione bisogna, in ogni caso qualche precauzione bisogna prenderla. Sono sempre cose che sembrano lontane ma che alla fine potrebbero essere dietro l'angolo. E di prevenzione parla anche la ragazza con la mascherina. Non sono preoccupata, ci dice, ma prevenire, sembra banale dirlo, è meglio che curare. Generally I'm not really afraid. E l'allarme per il coronavirus sembra non spaventare la società degli aeroporti SAVE, che sta lavorando per l'attivazione di un collegamento diretto tra il Marco Polo di Venezia e la Cina. Attualmente infatti non ci sono voli diretti tra la Laguna e la Repubblica Popolare Cinese. L'intesa per l'attivazione della nuova tratta rientra negli accordi bilaterali Italia-Cina. Sempre oggi la società degli aeroporti ha comunicato i dati 2019. Venezia si conferma terzo aeroporto d'Italia con oltre 11 milioni e mezzo di passeggeri, un più 3,4% rispetto al 2018. Cresce anche Verona con un più 5,2% per un totale di 3 milioni e 638 mila passeggeri. Maglia Nera Treviso in flessione dell'1,6%, 3 milioni e 250 mila i passeggeri per il Canova. In questo caso pesa la scelta di Ryanair di portare alcuni voli su Venezia. E continuiamo in qualche modo a parlare di sanità, perché il Consiglio dei Ministri ha impugnato 2 norme contenute nella legge regionale del 25 novembre scorso. Uno è il comma con il quale si obbliga il medico che ottenga la specializzazione finanziata dalla Regione a partecipare ai concorsi banditi nella stessa Regione nei 5 anni successivi e, se superati, a prestarvi servizio almeno 3 anni. L'altro articolo in questione, con cui vengono portati al livello di quelli delle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale gli stipendi dei dipendenti dell'azienda ospedaliera di Padova, autorizzando quest'ultima a rideterminare i fondi per il personale previa delibera della Giunta e rispetto dei limiti di spesa. Immediata la reazione del governatore Luca Zaia. La Regione Veneto ricorrerà in tutte le sedi, annuncia. Noi ci impegniamo perché i cittadini veneti possano continuare ad avere un servizio sanitario adeguato, ma continuiamo a trovare sulla nostra strada gli ostacoli messi dal governo. Siamo nella situazione paradossale in cui da un lato non viene data alcuna risposta alle legittime aspirazioni del Veneto all'autonomia, dall'altro si insiste nell'ostacolare o fermare i provvedimenti che altrettanto legittimamente vengono presi con i poteri a disposizione. E a proposito di autonomia, il punto e le aspettative di chi l'autonomia l'ha seguita sin dal primo giorno, il costituzionalista, il professor Mario Bertolissi. Il testo dell'autonomia è pronto, è sul tavolo del Consiglio dei Ministri e sarà sicuramente uno dei temi del confronto di maggioranza che faremo con il Presidente Conte a fine mese. Poi toccherà al Parlamento intervenire per migliorare il testo. Così il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. Intanto però il counter avanza inesorabile e i veneti continuano ad aspettare. Chi come il professor Mario Bertolissi, costituzionalista, sin dal primo giorno si è occupato di redigere il testo dell'autonomia, oggi, componente della Commissione Boccia, non nasconde le sue perplessità. E se gli si chiede quali saranno le prossime scadenze, risponde così. Le do i numeri del lotto, che è più probabile che vinca il lotto che non indovini, su quali possono essere delle date. Dunque la strada dell'autonomia sembra tutt'altro che in discesa. I lavori sono in corso, spiega il professor Bertolissi. Ci sono note e appunti che si stanno formulando a margine della bozza della legge quadro. Starò attento, non tanto per vigilare su quello che viene fatto, quanto per esprimere il mio punto di vista e lasciare traccia negli atti della Commissione del pensiero che concorda oppure no, cercando anche di mettere in evidenza i retropensieri. È ormai di dominio pubblico, continua ancora il professore, che il fatto che qui ci sia stato il referendum sia assolutamente irrilevante. Il Parlamento non tiene conto nel modo più assoluto di quello che può manifestarsi all'interno della società, e se lo fa apparentemente interessandosi. Oserei dire che la cosa più grave è che non è neanche in malafede, è in buona fede. Questo atteggiamento, aggiunge il costituzionalista, non riguarda solo l'autonomia ma altri temi. La cosa più grave che trovo non è tanto nelle non risposte in sé per sé, oppure nel fatto che si pensi di rispondere in un certo particolare modo, quando si dà l'impressione che
a loro non freghi assolutamente nulla del fatto che qui si siano manifestati certe attese. La cronaca con il macabro ritrovamento nel tardo pomeriggio lungo l'argine del Brenta a Vigonza. Un gruppo di operai che stava iniziando dei lavori in un cantiere vicino al fiume ha dato l'allarme dopo aver notato un corpo senza vita raffiorare dall'acqua. Immediatamente sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno recuperato la salma. Poche ancora le informazioni, quasi sicuramente si tratta del corpo di una donna giovane. Da una prima ispezione pare che il cadavere sia rimasto in acqua parecchio tempo, circa 3 mesi. Al momento non sono stati riscontrati segni di violenza e gli inquirenti sembrano propendere per il suicidio, ma nessuna pista è esclusa e solo un più approfondito esame della salma potrà rivelare qualche cosa in più. La donna non è ancora stata identificata. Tra le ipotesi è che si possa trattare di una persona scomparsa qualche mese fa da un comune della cintura urbana. E i carabinieri sono tornati a cercare il corpo di Samira, la mamma di Stanghella, scomparsa da casa lo scorso 21 ottobre. Perlustrate questa volta le campagne di Carmignano Sant'Urbano, sempre nel Padovano. Intanto si è svolto in procura a Rovigo l'interrogatorio di convalida dell'arresto del marito Mohamed. Cani molecolari, georadar e sommozzatori. Le ricerche del corpo di Samira e Lattar si sono spostate nell'area adiacente al fiume Frassine a Carmignano Sant'Urbano, a pochi chilometri da Stanghella, dove la donna viveva con il marito Mohamed, sospettato numero 1 del suo omicidio e occultamento di cadavere. I carabinieri hanno deciso di perlustrare la zona, in particolare un terreno, perché lì spesso era stato notato Mohamed Barbri e dove non era mai stato possibile effettuare prima delle ricerche a causa della presenza della neve. E mentre si cercava il corpo di Samira in tribunale a Rovigo, il marito veniva interrogato. Mohamed, fuggito il 1 gennaio in Spagna dopo l'estradizione e il rimpatrio, era stato portato in carcere a San Vittore a Milano e trasferito giovedì sera in quello di Rovigo. Portato in tribunale davanti al giudice per le indagini preliminari per l'interrogatorio di garanzia, Mohamed si è avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosi a dichiarare la propria innocenza. Durante l'incontro con il giudice, Mohamed era accompagnato dal suo avvocato, a cui ha chiesto spiegazioni del motivo dell'arresto, negando di essere mai stato nei campi di Stanghella la notte della scomparsa di Samira. Il 40enne marocchino era convinto di ritornare nella sua casa di Stanghella dopo la fuga in Spagna. A suo dire era già pronto per rientrare in Italia quando venne fermato, tanto vero che lui dice che quando venne fermato aveva in tasca un biglietto per il rientro in Italia che aveva acquistato 2 ore prima e che quando venne fermato dalla polizia spagnola si trova in stazione proprio per salire sull'autobus che lo avrebbe ricondotto in Italia in maniera del tutto spontanea. Mohamed ha mostrato proprio il biglietto di ritorno con il Flixbus dalla Spagna all'Italia e un volantino scritto in lingua spagnola con la foto della moglie e la richiesta di aiuto nelle ricerche. È stato preso ma subito rilasciato l'uomo fantasma che negli ultimi giorni ha seminato il panico tra le calli veneziane. Con continue pattuglie sia in borghese che in divisa che operano nel territorio, e quindi dalla descrizione, dalle foto che erano state messe in giro, insomma non ci è voluto molto, con un po' di attività investigative e di osservazione a individuare il responsabile. Si aggirava fra le calli di Venezia con un coltello, terrorizzando i passanti, e dopo un'intensa attività investigativa i poliziotti del commissariato San Marco e delle Volanti Lagunari hanno individuato il 30enne kosovaro soprannominato il Fantasma. In zona Calle Contarini, Sestiere Dorsoduro. Alla vista degli agenti lui ha chinato il capo e accelerato il passo, tentando di dileguarsi, ma è stato bloccato. Bastano un po' di dati, un po' di capacità investigativa, anche un po' di vecchi metodi, nel senso intendo di poliziotti che sanno osservare il territorio, che sanno memorizzare le persone, insomma un'investigazione un po' più tradizionale che in questi casi porta i suoi frutti. È stato denunciato perché naturalmente era in possesso di un coltello. Tra l'altro abbiamo ritrovato anche sostanza stupefacente, è stato denunciato, adesso è rimesso in libertà, però stiamo facendo ulteriori accertamenti per vedere la sua posizione, per vedere di attuare alcune iniziative di natura amministrativa, trattandosi di persona soggetta comunque a autorizzazioni per risiedere nel territorio nazionale. Sappiamo chi è e quindi è monitorato. Il questore vuole lanciare un messaggio alla cittadinanza. Ancora una volta trasmettiamo un messaggio tranquillizzante
tenendo presente che comunque il contesto della laguna è un contesto molto controllabile. Questo lo dico proprio come messaggio ai cittadini, che è una realtà per il suo territorio e per la sua conformazione che si presta molto a un reale controllo da parte delle forze dell'ordine. Sfruttavano e minacciavano richiedenti asilo nelle campagne veronesi come manodopera a basso costo. I carabinieri scaligeri hanno arrestato 3 persone. Erano costretti a turni massacranti, nessuna forma previdenziale, poi le minacce anche di violenza fisica e di decurtazione della paga giornaliera che di rado raggiungeva i 5 euro all'ora, rigorosamente in nero. Una vita d'inferno, quella di una ventina di richiedenti asilo provenienti dal Nord Africa, sfruttati nelle campagne veronesi da un'organizzazione dedita al caporalato. Tra le persone arrestate dai carabinieri del capoluogo si tratta dei 2 titolari di un'agenzia di servizi e di un reclutatore che cercava la manodopera nei vari centri di accoglienza della provincia. I richiedenti asilo venivano impiegati in 5 aziende agricole dell'area, braccia a bassissimo costo, senza tutele né pretese, in un clima di costante sopraffazione. Questo è quello che emerge dall'operazione. L'indagine è stata portata avanti dai militari di Verona con il supporto dei colleghi nel nucleo Tutela per il Lavoro. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, eppure al favoreggiamento della permanenza illecita sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari. Resta da capire se gli imprenditori agricoli committenti fossero a conoscenza delle reali condizioni di vita dei lavoratori. Anche per loro potrebbero esserci conseguenze giudiziarie. Adesso pochissimi istanti di pubblicità e poi torniamo con le altre notizie dal Veneto. Rieccoci in diretta con una ricerca dell'Università di Padova che ha scoperto il legame tra FAS e malattie cardiovascolari. I PFAS alterano la coagulazione del sangue. È stato individuato il legame tra inquinamento da PFAS e malattie cardiovascolari. Una ricerca dell'Università di Padova infatti ha scoperto che questi inquinanti possono attivare le piastrine, rendendole più suscettibili alla coagulazione e predisponendo ad un aumento del rischio cardiovascolare. Noi abbiamo visto che le piastrine catturano i PFAS, le membrane delle piastrine legano questi PFAS a concentrazioni molto elevate e questo legame porta poi ad una disfunzione delle stesse che le rende più pronte a coagulare. La ricerca pubblicata su una famosa rivista scientifica è partita dallo studio di popolazioni esposte ai PFAS e dalle osservazioni del Servizio Epidemiologico Regionale Veneto che indicano un aumento del rischio cardiovascolare associato ai PFAS, le sostanze chimiche riversate dall'azienda Miteni che hanno inquinato la falda acquifera della zona compresa tra le province di Vicenza, Padova e Verona. Il risultato è stato ottenuto prima in vitro e poi confermato grazie ai test su 78 persone con diversi livelli di esposizione ai PFAS. La coagulazione del sangue può essere in qualche modo incrementata da condizioni note dette come fattori di rischio, l'obesità, il diabete, l'ipertensione, e noi abbiamo visto che se i PFAS in qualche modo agiscono su piastrine che sono già, come dire, pronte a reagire, a dare un'attivazione delle stesse, quindi ad accelerare i processi coagulativi, verosimilmente possono essere la causa dell'accelerazione di questi fenomeni. Lo scopo di questo studio è di scoprire i meccanismi attraverso i quali queste sostanze determinano le varie patologie. Se noi riusciamo a capire bene i meccanismi, si aprono delle prospettive di intervento, di prevenzione, che non è soltanto ambientale, cioè quella di eliminare i PFAS dall'ambiente, che è cosa chiaramente obbligatoria, ma siccome questi FAS quando ci sono perdurano per molto tempo, bisogna anche cercare di rimediare in qualche modo ai danni che questi poi riescono a provocare nell'organismo. Giampaolo Manca, 66 anni, metà dei quali trascorsi in carcere, conosciuto come il Doge, ex uomo di punta della Mara del Brenta, da oggi è tornato in libertà. Ai nostri microfoni racconta le emozioni di queste ore e il dolore per quanto accaduto in passato. Quella terribile vita di un tempo, ad oggi sono passati circa 49 anni e dico oggi sono un uomo libero, certamente per le mie gravissime colpe è giusto che abbia pagato,
però non ne nascondo la mia emozione. Gli occhi lucidi, l'emozione di chi ha la consapevolezza di iniziare una nuova vita. La mia terza vita, sottolinea Giampaolo Manca. Lui, ex doge della Mala del Brenta, ha definitivamente terminato di scontare la sua pena. Quasi 36 anni di carcere, gli ultimi 2 di affidamento in prove e servizi sociali, quando, spiega, ho toccato con mano la realtà del vivere con il bene. Mi sono ammalato, lei dirà di cosa? Del bene che ricevo anche dagli altri. Per me è importantissimo, perché non è facile ad accettare uno con una storia come la mia. Una nuova vita che deve fare i conti con un passato che pesa. Guarda, io ho molti rimorsi, tantissimi. Molti mi dicono ti devi perdonare, non è facile. Non è facile perché so che ci sono state delle terribili cose nella mia vita e quindi penso spesso anche ai familiari di chi non c'è più. Non bisogna mai dimenticare, mai. E dobbiamo chinare la testa davanti alle nostre vittime. Il male passato lascia ora il posto al bene presente che Giampaolo Manca ha deciso di dedicare agli altri, ad un progetto benefico rivolto ai bambini in difficoltà. Il suo primo libro, All'inferno e ritorno, nasce proprio con questo obiettivo, come il secondo romanzo in uscita a marzo, Le mie carceri speciali, in cui racconta gli anni in prigione, in isolamento, che spiega, mi è servito a capirmi. Di spiegare al mondo che non si nasce criminali. Lo si diventa. Ad aiutarlo nei duri anni del carcere la profonda fede in Dio e la vicinanza della famiglia, della moglie e del figlio Armando. E credo che loro abbiano pagato ingiustamente le mie colpe, perché io so quello che loro hanno passato. E adesso anche un film sulla sua vita, sempre per sostenere il progetto benefico e le cui riprese inizieranno tra aprile e maggio. Ben Affleck dovrebbe interpretare Manca, la sua guardia del corpo avrà il volto del figlio Armando, lo stesso Giampaolo apparirà nella pellicola e poi altre star di Hollywood. Abbiamo un accordo con, possiamo dirlo ufficialmente, con Robert De Niro, che sarà il coproduttore per l'America del film. Da domani Giampaolo Manca si dedicherà a questo, a promuovere il suo secondo libro in giro per il mondo e poi a continuare a raccontarsi nelle scuole. Dico ai ragazzi, vi prego, non imitateci, siamo stati il male assoluto e quindi gli faccio capire che i valori della vita sono ben altri, non l'apparire, le macchine belle, eccetera, eccetera. Ma stasera è il momento di godersi il primo giorno da uomo libero. Sono 30 anni che non mangio una pizza alle 8:30. Una cosa stupida, banale, ma quando non ce l'hai capisci il valore. E quindi andrò a mangiare una pizza con la mia famiglia alle 8:30 di sera. La cultura del Veneto in un portale accessibile a chiunque è stato presentato oggi all'M9 di Mestre alla presenza del governatore Zaia. Milioni di dati che vogliono raccogliere tutte le ricchezze che ci sono nel nostro territorio da un punto di vista artistico, culturale, di eventi e di iniziative. Sarà per i cittadini, per chi voglia fruire di questo patrimonio, uno strumento molto utile e importante per scoprire delle novità, per scoprire delle particolarità, per conoscere le nostre eccellenze e per avere anche degli itinerari di visitazione culturale della nostra regione. La cultura e le bellezze del Veneto a portata di click grazie al nuovo portale della regione, culturaveneto.it. Uno strumento telematico innovativo che mette in rete e promuove tutte le risorse, i dati e i servizi disponibili in ambito culturale riguardanti il territorio. Se parliamo solo delle oltre 3.000 ville venete censite all'interno appunto di questo portale, potete pensare quei 70 milioni di turisti, ma anche i nostri veneti oggettivamente che sono nella gita fuori porta del sabato e domenica, possono entrare, accedere, capire la storia, i percorsi e quindi avere conoscenza. Questo è un elemento assolutamente imprescindibile, quindi cultura ma anche conoscenza, ma anche promozione appunto in un territorio che vive attraverso il litorale, l'entroterra, le città d'arte, i laghi e le montagne, appunto in ogni angolo ci si giri è una bellezza. Scorrendo dal nuovo portale si trova in rete un patrimonio di 270 musei, 12.000 eventi artistici annui, 51.258 manoscritti e oltre 72.000 manoscritti musicali. È un lavoro che è il frutto di più di 30 anni di attività che l'amministrazione regionale ha avviato, realizzato e portato avanti in una strettissima collaborazione con le istituzioni pubbliche e private del territorio. Quindi è il risultato di veramente un percorso corale di un sistema veneto della cultura. È
prevista anche l'app, già in avanzata fase prototipale, con la stessa filosofia di integrazione delle risorse e dei servizi. Roberto Grigoletto del Partito Democratico e Riccardo Barbisan della Lega saranno gli ospiti di questa sera di 20:10. Adesso previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Bentrovati al meteo. Una bassa pressione causerà una certa instabilità sul territorio. Insomma, il weekend sarà all'insegna di un tempo incerto. La situazione di sabato 25 gennaio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso o coperto dappertutto, con qualche precipitazione a carattere sparso, sia pure di debole intensità e di breve durata. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime tra 5 e 9 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con nubi ovunque e con qualche occasionale pioggia. Temperature minime fino a 7 gradi, massime tra 8 e 12 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, cielo coperto, ma qui in genere senza precipitazioni associate. Temperature minime intorno allo 0, massime tra 6 e 8 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.